Nota stampa del Partito Democratico di Agrigento sulla biblioteca di Marcello Dell'Utri nella Valle dei Templi. Consentire a Marcello Dell'Utri di intestarsi una biblioteca della Valle dei Templi, per di più nel forte contesto mediatico delle celebrazioni di città capitale italiana della cultura, per i componenti del PD agrigentino è un maldestro tentativo di fornire una patente di intellettuale e mecenate a un personaggio che ha necessità di cancellare un passato impresentabile. Dell'Utri ufficialmente non fa più politica, ma nei fatti è oggi uno dei potenti della politica siciliana. È lui che ha determinato l'elezione a sindaco di Palermo di Roberto Lagalla, costringendo al ritiro il candidato di Forza Italia Francesco Cascio. È sempre lui che ha costruito il successo alla presidenza della regione di Renato Schifani contro il volere di Gianfranco Miccichè, presidente uscente dell'Assemblea regionale siciliana. E oggi con la sua biblioteca può presentarsi come patrono dell'arte, intellettuale illuminato che crea cultura e occasioni di studio grazie alla sponda del suo fedelissimo scudiero, l'agrigentino Roberto Gallo, che nei fatti governa e muove le decisioni dell'ente parco archeologico di Agrigento. Se la sua ambizione spudorata, continuano i rappresentanti del PD, dovesse realizzarsi presentando come una sua creatura la biblioteca della Valle dei Templi, questo costituirebbe un vulnus gravissimo alla credibilità delle istituzioni e all'immagine di Agrigento nel mondo. Un parco archeologico di straordinaria bellezza, tutelato come bene dell'umanità dell'UNESCO, che riserva invece gli onori dovuti ai grandi intellettuali a un pregiudicato di mafia, è un fatto inammissibile per i componenti del PD agrigentino. Saremmo agli occhi dell'establishment e dell'opinione pubblica nazionale e internazionale una città che sublima la cultura mafiosa e calpesta i valori della democrazia e della libertà. Ciò non possiamo permetterlo, concludono i rappresentanti della segreteria cittadina agrigentina del Partito Democratico.